Amici bellini, non vi sento parlare del Sassuolo. Domani abbiamo una partita. Possiamo capire qual è il piano gara, chi è a disposizione, le cose, la non conferenza. Cominciamola. Perché io mi rendo conto, poi arrivano le polemiche, le cose. No, De Marco, Claudio Baglioni ha detto che nessun errore arbitrale, proprio tutte le partite elencate, nessun errore arbitrale, quindi tutto a posto. Tutto a posto. Benvenuto, lo dico a fine video, chi è il benvenuto, benvenuti in generale a tutti voi nuovi. E dico ai nuovi, i vecchi già lo sanno, i vecchi lasciano il like subito. Dico ai nuovi che, non essendoci conferenza, noi proviamo ad intuire quelle che sono le possibilità, vediamo le probabili formazioni e cerchiamo di capire di che si tratta, perché a partire da questa partita almeno possiamo fare un confronto con quella che è stata la partita d'andata. E io me la sono rivista, ho riguardato highlights molto estesi, tipo 25 minuti di highlights, e sono due squadre molto diverse. Si affrontano in questo momento due squadre, un Napoli molto diverso e un Sassuolo anche molto diverso, e quindi ci servirà lo scavetto. Per essere precisi, se mi sposto voi vi renderete conto che io mi sono ridotto a sentire la conferenza di Fabio Grosso, che qualche cosa ce la dice, ci spiega almeno quelli che sono gli indisponibili per loro, ci dice frasi fatte ovviamente anche lui, che il Sassuolo deve fare la sua partita, bisogna essere coraggiosi eccetera eccetera. Però almeno sappiamo che ci sono un po' di problemini per Koné, che è un giocatore che si è imposto quest'anno come una bella sorpresa del campionato, ma non avevano Matic all'andata e questo già è una grandissima differenza. In attacco non hanno Berardi, non hanno Volpato, e quindi si potrebbe vedere Fadera. Io su Fadera io lo metto nel mio Fantalab, non metto Neres, anche perché immagino che sia infortunato, quindi non mettendo Neres, mettendo Fadera, punto a distruggere Fadera, e nella speranza che Neres abbia una risuscita dove possa entrare magari nel secondo tempo e ti riesce a segnare. Così, solo così possiamo prenderci delle soddisfazioni, perdendo al fantacalcio, facendo vincere la nostra squadra. Quindi tra Valukiewicz, Itzes, Muaremovic e Doig, difesa a 4. Io mi sento di dire una cosa, come sì anche il Parma 4-3 eccetera eccetera, però il Parma è una squadra proprio veramente tutti dietro, non vogliamo, e abbiamo giocato, hanno fatto anche un turnover ampio, proprio veniamo a non giocare, veniamo a non farvi giocare, mentre il Sassuolo ha dimostrato che ha più propositività nel suo 4-3-3. Non lo vorrei proprio sovrapporre a quello della Lazio, ma la speranza è che il Napoli possa fare quello che ha fatto con la Lazio. Non è questo piccolo grande amore. Cire del strunz, ecco. Vabbè, calma, anche meno. Elmas sul play, è bello pure avere proprio scritte le cose che così. E adesso lo andiamo a vedere scavando nei ricordi. Insomma, sembra passato un anno e più quando, insomma, cross di Politano, quindi assist di Politano, gol di McTominay che partiva sulla sinistra, ve lo ricordate molto bene, il 4-1. C'era Lucca in attacco, erano fuori solo Gutierrez e Lukaku. Bei tempi di una volta. E il Napoli si schierava con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Olivera, e ce lo spiegavamo Olivera perché magari con un Berardi davanti tu tieni quello più difensivo, Lobotka, Politano, Anghissà, De Bruyne con la sua presenza in campo a dare una mano a Lobotka, ma anche fece un passaggio visionario in questa partita per Rachmani, e poi il gol da calcio di punizione un po' fortunoso. Con questo McTominay, ve lo ricordate, il McTominay un po' atipico, un pochino sulla sinistra, che però fa il gol da centravanti che si inserisce al centro dell'area. Quindi questa idea di Napoli più di possesso, guardate, 62% di possesso palla, bello a soddisfazione, 606 passaggi, mica poco. Però vedete il Sassuolo, Turati in porta e non Muric, c'era Romagna capitano in difesa e non Itzes, Lipani, Boloca, quindi non c'era Matic,
erano più forti fondamentalmente in attacco con Berardi, però vedremo Fadera se si adatta a destra o Laurienté a destra, una cosa del genere. Volendo fare un paragone col Parma, perché ne stavamo parlando nel gruppo Telegram, il Sassuolo segna molto di più, ha molta più qualità in attacco, subisce anche 5 gol in più, però sviluppa meglio perché arrivano 17 assist, quindi molto meglio i numeri in attacco del Sassuolo rispetto al Parma, anche a livello di passaggi, di precisione dei passaggi, di possesso palla. Sono però un pochino più violabili, perché per esempio se andate a vedere i contrasti, tutto meglio il Parma per quanto riguarda i contrasti a partita, la percentuale di contrasti vinti. Quindi se il Napoli fa vedere la propria fisicità e ci mette dentro una partita anche cattiva, sporca, sarebbe importante per stabilire: non vi permettete, abbiamo bisogno di punti, più di voi, perché voi state in una bella classifica tranquilla, siete i campioni della Serie B e state tranquilli. Quindi se il Fantacalcio porta questa formazione con Lipani a centrocampo, per loro parlavano della possibilità di Ranks da buttare dentro, per il Napoli portano Beukema di ritorno in difesa con Di Lorenzo che sale, Pinazzola a sinistra, Politano in zona Neres e Elmas in zona Lang. Adesso stanno arrivando anche delle indiscrezioni che vorrebbero addirittura Vergara in vantaggio, o comunque che si stia giocando una maglia da titolare con Politano, il che mi esalta moltissimo l'idea. È stato anche il compleanno di Vergara, auguri ragazzo, penso che in tutto lo spogliatoio ci sia molto entusiasmo, non come Mazzarri, c'è stato il compleanno di Cavani quindi erano tutti distratti, no, però una bella favola, no? Un Vergara titolare, magari protagonista, che in quella zona di campo, andiamo a vedere la zona di campo, secondo me può togliersi delle soddisfazioni. Allora Vaiù, è presto detto, visto che Laurienté, Fadera o viceversa con Pinamonti qua, io accoppierei tutti così come stiamo, Beukema o anche Di Lorenzo se poi ci vuole essere Politano qua, chi vuole essere Politano, il famoso gioco a premi. Dopodiché Lobotka su una delle mezzali, McTominay sull'altra mezzala, e su Matic io ci vedo Elmas. Ecco perché in questo momento preferisco Elmas a Lang, per fargli fare quel lavoro che Elmas ha fatto su Cataldi. Nel momento in cui si fa questo, Spinazzola si può andare a prendere il terzino destro, Di Lorenzo si può andare a prendere il terzino sinistro, Doig, ricordiamocelo che andò al tiro contro Meret, Højlund va qua e Vergara o Politano, Neres no, o chi giocherà in quella zona, lo stesso Lang potrebbe farlo, sull'altro centrale. E secondo me con gli accoppiamenti non dobbiamo fare troppo campo a Lobotka, ci possiamo attaccare uomo su uomo e far valere quella che è un pochino più di esperienza. Matic c'è sicuramente esperienza, ma tutto il resto il Napoli dovrebbe fare un sol boccone del Sassuolo, e non scherziamo, perché abbiamo vinto. Queste sono partite che non migliorano la tua classifica, la devi vincere per fare il tuo minimo dovere. Poi le partite dove dovrai fare di più sono le partite che hai steccato all'andata, l'Udinese, il Verona, il Torino, le sappiamo. Però queste sono partite dove non c'è appello. Se perdi queste qua, veramente rischiamo poi di uscire dalla zona Champions e diventa un'annata tragicomica. Invece no. Noi, se non riusciamo a vincere lo scudetto perché l'Inter decide di imporsi e risolve anche le partite, anche la partita dell'Inter non è stata brillantissima, però l'hanno risolta. Se non riusciamo a rimanere agganciati a quel treno, il Milan che batte il Como in quel modo non è, cerchiamo di essere le migliori di quelle che stanno subito dopo, cerchiamo di essere migliori della Juve, cerchiamo di essere migliori della Roma, ed è un campionato dignitosissimo che si può accettare. Abbiamo vinto la Supercoppa, difendiamo con orgoglio lo scudetto senza crollare. Non è male da ragionare che possiamo pensare che poi siamo il Real Madrid e dobbiamo vincere tutti gli scudetti consecutivi. È proprio fuori dalla norma. Se riusciamo a lottare fino alla fine, che bello, ci godiamo il percorso. Quindi come piano gara ci siamo. Andiamo per completezza a vedere sul Fantalab se portano diversi titolari. Sempre Milinkovic-Savic, vabbè, poi non ne abbiamo parlato, ma insomma Meret ha avuto un problema alla spalla, quindi se avevamo il dubbio adesso Meret fa qualche altra partita, ricaduta, e quindi dobbiamo parlare delle ricadute, così come Anghissà, un problema alla schiena che gli fa slittare un pochino il recupero. Oggi sono uscite notizie da Di Marzio. Dormire. Sembra quasi che sai, poco. Allora,
Di Marzio su tutti gli infortunati, e onestamente sono notizie che già sapevamo, cioè Di Marzio non ha fatto altro che confermare le indiscrezioni che avevamo già avuto. Portano anche loro Beukema con Juan Jesus di ritorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola. Loro portano Vergara con un 51. Vedi che pare che anche Politano abbia bisogno di un turno di riposo, come se poi Højlund non avesse bisogno di un turno di riposo, come se Lobotka non avesse bisogno di un turno di riposo. È chiaro, tutti lo avrebbero, però in alcune zone lo puoi fare, in altre no. Vedi, loro portano Vranks per quanto riguarda il Sassuolo, e segnaliamo che il Sassuolo ha molti diffidati. È una cosa da tenere presente, insomma, non ci dovresti pensare durante la partita, però come noi lo abbiamo fatto per Juan Jesus, andranno in campo praticamente tutti quelli che sono diffidati, perché non si può fare altrimenti, in vista poi della prossima partita che è Sassuolo-Cremonese. Io penso che se tu fai il tuo dovere, aggredisci subito la partita e ti metti in vantaggio, il Sassuolo un pochino si scarica, perché poi sarebbe stata anche la stessa cosa col Parma se ci avessero dato quel gol là, perché dice vabbè, non è questa la partita dove dobbiamo fare punti. Se invece tu gli dai fiducia che si difendono e riescono a resistere, il Sassuolo è più forte del Parma se fa qualche ripartenza, là gli dai fiducia e succede il pangrattato. Invece se tu riesci subito a stabilire le cose come sta, questa partita qua siete in casa nostra, non c'è proprio una pizza, portiamo le pizze e dopo ci divertiamo, automaticamente scatterà il pensiero ai giocatori del Sassuolo, vabbè, la prossima con la Cremonese in casa vediamo di non farci ammonire, perché quelle sono partite dove possiamo rosicchiare punti seriamente. Mettere Giovane per Solé, il mantra scarso, che Solé giustamente è in trasferta col Torino, Giovane in trasferta con la Cremonese, ci sta come idea. Io penserei a Solé, semplicemente perché ho un altro Giovane che devo far giocare in un altro Fanta dove non ho alternative. Vedi, in quest'altro mantra Giovane deve giocare per forza, perché qua avevo puntato su Castellanos, stat buono, finché non riaprono i mercati c'è poco da fare. De Bruyne me lo porto sempre in panchina perché mi fa leadership. Ieri ho messo Giovane anche qua c'è il ballottaggio con Openda, però credo Giovane giocherà più minuti, mentre questa è una bellissima formazione che sta andando in Serie B. Così. È qui che vi confermo, insomma, che sto provando con tutte le mie forze almeno a dare una botta a Francesco Pio, e metto Fadera per rovinarlo, con Zielinski, Neres in panchina perché probabilmente non ce la farà, e chissà se Pulisic ritorna al gol. Ci possiamo spostare, facciamo un controllino di quelle che sono le ultime notizie, e niente, no, si parla solamente di un Lorenzo Lucca che non sia interessato ad andare in Arabia. Voglio sul mercato, tanto tra un poco chiude, cioè non ho vibes, nel senso che sappiamo che la ricapitalizzazione della Laurentiis non l'ha fatta, altrimenti l'avrebbe fatta il 1° gennaio. Sappiamo che Lang probabilmente non ha senso toglierlo per uno che deve avere comunque un impatto, tanto vale che ti tieni là. L'unico che ha convinto poco è Lucca, che ha però costo una situazione di cartellino particolare, che devi riprendere e poi devi cedere, chi lo vuole e poi lo devi sostituire, quindi è tutto concatenato, e il che questa situazione sta anche rallentando le uscite probabilmente di Ambrosino. La vedo bloccata, non lo so, speriamo in un colpo di coda finale, giusto per dare un po' di entusiasmo e dare qualche giocatore, e poi ci spiegheremo quando e se arriveranno. Se poi con le liste, se fanno fuori uno da De Bruyne e Lukaku, vuol dire che insomma poca roba, ce li godremo ai mondiali con il Belgio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate i like, perché non è che la partita, io già vi ho visto un po' distratti già con la partita col Parma. Se succedono queste cose qua, niente conferenze, amici bellini distratti, vuol dire che il Napoli poi la prende sotto gamba e facciamo la grande partita con l'Inter e poi perdiamo. Non è il caso. Come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi,